Davide Merlini, Romeo e Giulietta, abbiamo appena sentito e visto David Zard, Giulia e adesso abbiamo Romeo. Allora, come si arriva a uno spettacolo, a un'opera musicale così complicata, una storia d'amore così tormentata come quella di Romeo e Giulietta? Si arriva a pochi giorni dal debutto con paura, ma una paura positiva, una carica enorme, perché io non vedo l'ora che arrivi il 2 ottobre per salire su quel palco dell'Arena di Verona, super ambito, e io ho questa mega fortuna di essere lì e appunto fare Romeo. Il personaggio principale, Romeo e Giulietta si chiama, devo fare Romeo e mi sento anche questa responsabilità addosso, perché Romeo comunque è difficile da fare, ha tante sfumature, tante sfaccettature, dall'inizio alla fine vive emozioni pazzesche e molti stati d'animo difficili da interpretare, e questo è il vero duro lavoro, però ce la sto mettendo tutta e ho studiato tantissimo, recitazione, movimento scenico, canto, perché comunque è un canto diverso, non è un canto pop ma è un canto diverso dal solito, quindi tante cose da imparare e da fare. E senti, noi abbiamo parlato prima con David Zard e lui ha confermato insomma che tu sei molto migliorato da quando hai messo piede in questa nuova avventura. Quando sei arrivata avevi paura di non essere all'altezza forse? Certo, io quando sono arrivato mi sono chiesto se davvero ero io quello che volevano, se davvero erano quello che cercavano, perché comunque io recitare non avevo mai recitato, non sapevo neanche da dove si poteva iniziare e recitare Shakespeare è difficile, quindi mi sono trovato un po' nel dire ce la fo o non ce la vo. Invece ce l'ho fatta. Adesso dunque da X Factor, adesso il Gran Teatro Roma qui a Saxa-Rubra, l'Arena di Verona soprattutto, consapevole che da adesso in poi non si può più scendere perché siamo in alto. Sì, è difficile salire, ma è ancora più difficile restare in alto, e questa è la difficoltà, ma io ce la metterò tutta per restarci e sogno di andare ancora più in alto e sogno Sanremo l'anno prossimo. Senti, due cose finali. Uno, adesso te lo facciamo fare per ultima cosa. C'è X Factor, inizierà tra poco, avrai poco tempo probabilmente, ma lo guarderai con uno spirito diverso sicuramente. Lo guarderò con uno spirito di bellezza, davvero di emozione. È un'esperienza che la rifarei 2000 volte perché è stata bellissima e la voglio proprio guardare da spettatore, anche perché non l'avevo mai vista, quindi l'ho vissuta e la vedrò quest'anno. Ultimissima cosa, abbiamo fatto anche con Giulia un pezzettino a cappella, perché Velvet Music lo fa sempre. Ok, allora cantiamo. I grandi re messi lassù guardano il mondo ma non sanno più che cosa è vivere con l'allegria che abbiamo noi sempre qui in compagnia. Grazie Davide. Grazie a voi. Ciao.